dove il legno continua a vivere, dove il legno unisce le forze, le energie, l'intelligenza, la capacità, le competenze, la creatività. In questa puntata parliamo del Consorzio Legno Veneto. Il Consorzio del Legno Veneto fa capo a un gruppo di aziende, circa 35 aziende, che nel lontano 2013 ha pensato di creare una squadra per utilizzare e sfruttare al meglio le nostre risorse che anche attualmente stanno andando verso l'estero piuttosto che venire in Italia. La motivazione perché accade questo? Questo accade semplicemente perché abbiamo un comparto della lavorazione del legno a partire purtroppo dalle prime lavorazioni molto carente, che non si è sviluppato negli anni, si è solo impoverito perché le nostre segherie sono di piccole dimensioni, tutte di carattere artigianale, con prodotti di alto livello, magari qualitativo, però che si presentano in maniera diversa rispetto ai prodotti esteri. E dunque l'obiettivo del Consorzio è quello in qualche modo di ricostituire la filiera legno in Italia, nel Veneto in particolare. Esattamente, l'obiettivo del Consorzio è quello di creare una rete di aziende che collaborino tra loro e si integrino una con l'altra proprio per fare squadra e dar vita al consumo di un prodotto locale senza fargli prendere una strada diversa da quella che sta prendendo attualmente. Le segherie, per essere competitive, devono avere dei volumi di segato talmente rilevanti che diventano impegnative sotto il profilo dell'investimento economico e non sono più giustificate visto che il consumo non è più quello che c'era una volta. Cosa chiedete alle istituzioni? Alla Regione noi abbiamo chiesto di intervenire con un aiuto sostanziale proprio per fare delle segherie di sistema di dimensioni non enormi come quelle dei nostri colleghi austriaci, però sufficienti a portare il bilancio in pareggio e a rifornire i nostri magazzini. Perché dunque oggi essere soci del Consorzio Legno Veneto? Essere soci perché l'obiettivo di fare filiera, di fare rete, vuol dire mantenere in loco, in Veneto e in Italia, la produzione e la messa in opera poi del nostro legname, senza dover attingere a fonti estere.